dipendenze dal gioco d'azzardo e più in generale che viene definita ludopatia. Un fenomeno, quello del gioco d'azzardo, capace di mandare in rovina intere famiglie ma anche piccole imprese, un fenomeno capace di decurtare gli stipendi, svuotare le tasche dei cittadini che rincorrono, possiamo così dire, il miraggio della vincita, ed è un fenomeno che, anche complice la crisi economica in atto, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza sociale. Noi questa sera cercheremo di fare un quadro il più preciso possibile del fenomeno, grazie ai contributi dei relatori che vedete qui a fianco a me, e cercheremo anche di capire quali possono essere le misure il più mirate, il più responsabili possibili per cercare di arginarlo. A questo punto io vi presento i relatori che ci terranno compagnia per circa un'oretta e mezza questo pomeriggio. Do subito il benvenuto al segretario regionale del Friuli Venezia Giulia, Luca Santarossa, buonasera. Al segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, ben trovato. Al consigliere regionale del Partito Democratico, Silvana Cremaschi, mi veniva da dire alla consigliera, va bene lo stesso, bene. Alla dottoressa Nora Coppola, direttore dell'area prevenzione e promozione della salute della regione Friuli Venezia Giulia, ben trovata. Benvenuto all'assessore alle politiche sociali del comune di Trieste, Laura Famulari. Insieme a noi c'è anche la dottoressa Roberta Balestra, direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'azienda Servizi Sanitari Triestina numero 1. Buonasera. E benvenuto anche all'avvocato Alessandro Carbone, presidente dell'associazione ASSO di Giada. Bene, io non voglio togliere ulteriore spazio ai nostri ospiti, ai nostri relatori, quindi cedo la parola al segretario regionale Santarossa per i saluti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti qui. Il tema che affronteremo oggi per noi è un tema molto importante perché noi siamo impegnati sul territorio per raccogliere le firme per l'abrogazione del gioco d'azzardo. Tra l'altro, chi non avesse ancora potuto dare il suo contributo qui in esterno in sala c'è la possibilità di firmare, dare il proprio contributo firmando la nostra iniziativa di abrogazione. Il tema del gioco d'azzardo è un tema che diciamo abbiamo visto penetrare nella nostra società un po' inconsciamente, però tutti quanti nelle nostre città abbiamo visto il moltiplicarsi di queste slot machine in tutti i locali pubblici e questi hanno dato come si può dire, una risorsa anche ai commercianti. Diciamo, prima di parlare nello specifico, che è giusto che parlino gli ospiti, solo che stiamo parlando di 100 miliardi di fatturato, il 4% del PIL, quindi non stiamo parlando di temi di poca importanza, sono cose che ci riguardano tutti i giorni e il problema è che nel giocare a queste slot solitamente non vediamo gente facoltosa o gente ricca, ma tante volte c'è il pensionato, c'è l'amico, c'è il vicino che ha delle ore più come si può dire, alle ore più disparate, va lì a cercare la fortuna. Vi ringrazio e spero che per voi sia una buona serata e andate via con un bagaglio culturale su questo tema molto importante. Grazie. E speriamo. Grazie, allora passiamo la parola al segretario nazionale Messina che magari ci dirà qualcosa di più su questa raccolta di firme, sulla finalità, su perché è nata, qual è la vostra battaglia. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie agli ospiti, faccio un po' da padrone di casa perché è giusto che sia così, visto che l'Italia dei Valori che sta promuovendo questa iniziativa, ma che speriamo di non promuovere da soli, nel senso che crediamo che sia un dramma nazionale, una piaga nazionale unica peraltro nei paesi civili, nei paesi europei, che va debellata. La proposta dell'Italia dei Valori è una proposta drastica. Noi abbiamo proposto la raccolta di firme per un'iniziativa popolare perché, come sapete, la maggior parte di voi sanno, c'è uno strumento legislativo previsto dalla nostra Costituzione che è il disegno di legge iniziativa popolare, cioè 50.000 persone
poi da 50 in su ovviamente, possono sottoscrivere una proposta che va presentata al Parlamento, che è chiamato a esaminarla. E devo dire sono le proposte di valenza maggiore rispetto a quelle formulate dai parlamentari, dai singoli parlamentari, perché normalmente una proposta di legge di un parlamentare scaduta la legislatura di fatto viene archiviata, mentre le proposte di legge di iniziativa popolare vengono riproposte anche nelle legislature successive proprio perché proposte direttamente dai cittadini e non da singoli parlamentari. Noi cosa proponiamo? L'eliminazione totale delle slot machine e dei giochi online, perché riteniamo che questa sia una piaga per il Paese. Io vi enuncio alcuni dati. Innanzitutto 800.000 sono le persone che sono ad oggi considerate dipendenti da ludopatia. E se voi immaginate, facendo un paragone, che le persone dipendenti da sostanze stupefacenti assistite dal nostro Servizio Sanitario Nazionale sono 500.000, immaginate qual è la dimensione di tutto questo. È una piaga perché distrugge le famiglie, nel senso che non è un gioco per divertirsi, cioè un gioco della disperazione. Io ero componente della Commissione Finanze nella precedente legislatura e i giochi dipendono proprio dalla Commissione Finanze. Arrivavano i dati che sono allarmanti, perché per esempio il giorno in cui si gioca di più in Italia è il giorno in cui i pensionati ritirano la pensione. A dimostrazione che non è che c'è qualcuno che è ricco e che ha voglia di passarsi un po' di tempo. Lì è veramente uno stato di necessità e il dramma è che lo Stato, quindi il biscazziere qui non è uno che vive nell'illegalità, ma è lo Stato che dà in concessione la gestione di questi giochi. Per cui noi riteniamo che questi vadano debellati una volta per tutti. Lo diceva Luca Santarossa, il fatturato è di circa 100 miliardi di euro l'anno, ma quello che andremo a dimostrare, che abbiamo cercato di dimostrare, è che addirittura paradossalmente è un fatturato che impoverisce i cittadini, ma che è un fatturato in perdita per lo Stato. Cioè gli unici ad avvantaggiarsene sono i concessionari. Lo Stato ha circa 10 concessionari, peraltro alcuni che hanno questo volume d'affari, girano 100 miliardi di euro, hanno un beneficio che si aggira intorno... hanno un beneficio che si aggira intorno agli 8-9 miliardi di euro che è il loro aggio e capite bene, più si gioca più guadagna. Lo Stato tra l'altro svolge una funzione diseducativa in tutto questo. Non so se ricordate, qualche mese fa c'era il problema di esentare dall'IMU il pagamento delle prime case e all'interno di quella manovra, per trovare e far cassa, si è pensato di ridurre le sanzioni applicate alle concessionarie dei giochi. Le concessionarie dei giochi sono state condannate dalla Corte dei Conti e gli hanno applicato una sanzione di 2 miliardi e mezzo di euro perché loro dicono per colpa dello Stato. Lo Stato dice per colpa loro, in realtà si è verificato un fatto, in pratica non ha funzionato il collegamento. Dovete sapere che tutte queste macchinette sono collegate ovviamente alla centrale di Stato perché deve registrare, perché ognuno, quindi quelle che almeno ufficialmente sono collegate. Sono 400.000 in Italia, quelle ufficialmente collegate a fronte delle 20.000 della Francia e delle 0 dell'Inghilterra, per intenderci, quindi anche per avere un po' di numeri. Bene, si è verificato, è stato riscontrato che per un certo periodo queste macchinette non ha funzionato il collegamento, mettiamola così, e c'è una condanna a 2 miliardi e mezzo di sanzione di euro. Bene, per non far pagare l'IMU si è pensato di ridurre la sanzione, c'è una legge del 2006 che lo prevedeva, e quindi ridurre la sanzione a un massimo da un minimo del 10% a un massimo del 30%. Quindi alla fine si è pensato di far pagare alle concessionarie 600 milioni di euro a fronte dei 2 miliardi e mezzo. Ora capite, se c'è qualcuno che commette una violazione viene pure sanzionato e lo Stato, anziché pretendere il pagamento di quella sanzione, al contrario ti agevola, evidentemente diventa anche educativo, il tutto sulla pelle della gente. Ma detto questo, delle somme, perché in perdita tutto questo? Io non la voglio fare lunga, poi però serve dare qualche dato.
Perché in perdita? Perché in realtà, al netto delle somme che vanno ai concessionari, altra parentesi, alcune concessionarie hanno sedi alle Cayman, sono quindi società che non hanno nulla a che vedere con il nostro paese, ma gestite dal nostro paese. Nella scorsa legislatura, credo che sia parlamentare anche in questa, in Commissione Finanze e in Commissione Antimafia, io ero sia in Commissione Antimafia che in Commissione Finanze, perché poi la Commissione Finanze è quella che gestisce i giochi, quella antimafia è quella che nel caso in cui sui giochi ci intervenga la mafia si occupa anche. C'era un parlamentare, che è un parlamentare campano, che era il riferimento di una di queste società, che faceva capo al boss Corallo, che era latitante fino a 2 mesi fa a Santo Domingo, che si è costituito il mese scorso, che è stato arrestato e che dopo una settimana è stato posto agli arresti domiciliari. In un paese normale almeno avrebbero sospeso la concessione. Cioè voi immaginate quando fate un abuso edilizio anche piccolo, giustamente arriva il vigile urbano e sospende i lavori e magari revoca anche la concessione. Non c'è stata nemmeno la sospensione, lui è passato dal carcere una settimana, dopodiché è ritornato a casa e tranquillamente, avendo la sponda all'interno del Parlamento di questo suo socio, continua a gestire i suoi affari. Bene, dall'altra parte una parte di questi proventi vengono restituiti attraverso i premi, dopodiché lo Stato da questo giro vorticoso di denaro e incontrollato ricava complessivamente da 6 a 7 miliardi di euro l'anno. Se voi fate il conto, questo è quello che ricava, l'utile dello Stato, se voi considerate che l'assistenza sanitaria di 800.000 persone affette, quindi dipendenti da ludopatia, ha un costo quasi analogo, di fatto, io dico non sono un tecnico, faccio avvocato nella vita e non mi occupo nello specifico, ma mi dicevano appunto approfondendo le cose che più o meno quel costo è analogo, alla fine capite bene, in questo, cioè diventa nel bilancio dello Stato una partita di giro sostanzialmente, che tu la muovi per far quadrare i bilanci, non c'è alcun guadagno vero ed è soprattutto sulla pelle della povera gente. Io vi cito quest'ultimo esempio, è drammatico, io sarò il mese prossimo a Ischia, dove purtroppo qualche tempo fa, recentemente, c'è l'ultima vittima, è un ragazzo di 22 anni che si è buttato alla scogliera da 50 metri e si è suicidato perché ha lasciato un biglietto alla madre dicendo: mamma, io ti chiedo scusa ma mi sono giocato tutto. E quello che si è scoperto, perché poi è anche un fatto soggettivo di pressione psicologica, quello che si è scoperto è che si era giocato 2.000 euro, perché poi è chiaro che è un problema soggettivo, quindi poi una famiglia non abbiente evidentemente non serve. Questo ragazzo ha perso la vita, i suoi amici hanno costituito un'associazione e mi hanno invitato per parlare alle scuole di Ischia, per parlare contro il gioco d'azzardo. Allora, capite bene, questo è il tema, non ne vogliono parlare. Noi ora partiremo come Italia dei Valori la prossima settimana con una grande campagna anche di comunicazione con i cartelloni per le strade, proprio per dire parliamo di questo tema, perché non se ne vuole parlare, perché c'è una copertura purtroppo che è una copertura dello Stato stesso e che anzi ti istiga al gioco anziché dirti non giocare. E quindi noi riteniamo, e per la mafia è la droga del terzo millennio, perché se voi pensate il traffico di stupefacenti comunque è illegale, se ti beccano sei fregato. Il gioco lo fai attraverso una concessione, vi ho raccontato l'episodio di Corallo, se ti beccano continui tranquillo ad essere il titolare della tua concessione e la porti avanti. Quindi questo è il tema, io ascolterò con molto interesse da varie angolature quello che è il fenomeno, e quello che vi chiedo è dateci una mano alla raccolta non solo delle firme, di queste 50.000 firme non è quello il tema, servono anche, cioè, dico, non è quello il problema, ma alla sensibilizzazione, perché se noi non creiamo una cultura che deve essere contro il gioco, ecco, noi non escludiamo che qualcuno ci ha attaccato dicendo non si possono eliminare i giochi, la vostra è una legge proibizionista, non è eliminando che si risolve, ma noi diciamo il totocalcio, quegli eventi di gioco legati al lotto, legati anche ad eventi sportivi, non hanno mai creato morti o disfunzioni, c'è un fatto anche di competizione normale, ma
La slot, il gioco online è una cosa completamente diversa, è un gioco compulsivo, è un'altra cosa. E quindi da questo punto di vista, se tutti vogliamo dare un contributo, è quello di sensibilizzare e creare una cultura contro il gioco d'azzardo. Che succederà con questa legge? Io vi anticipo, il Parlamento non l'approverà, sia chiaro. Non pensate che noi portiamo le 50.000 firme e il Parlamento felice approva e elimina i giochi. Però se noi, innescando un meccanismo di crescita culturale del nostro Paese, saremo riusciti a trasformare le entrate attraverso i giochi da 100 miliardi di euro l'anno prossimo, dopo averne parlato, a 90 miliardi, avremo salvato tante vite umane, avremo anche dato la possibilità a tante famiglie di continuare a vivere, a sopravvivere, a sbarcare il lunario, perché poi si giocano, ribadisco, non il superfluo, ma l'essenziale per vivere. Perlomeno sarebbe già un buon risultato evitare l'apertura selvaggia delle sale gioco. Io so che, vedo infatti, qua a Trieste ne spuntano e come funghi ovunque. E non so se avete notato, il fenomeno che noi abbiamo riscontrato, però non vorrei monopolizzare, è che aumentano le sale giochi e aumentano i compraori. Fate un'associazione e aumentano i compraori. E quindi questo ha un significato preciso che lascio a voi, però devo dire che il fenomeno è veramente serio, soprattutto in un momento di crisi economica. Francamente credo che sia un dramma, un sacrilegio, non so come definirlo, il fatto che la gente si giochi quello che ha, quel poco che ha, anziché per sopravvivere, per tentare la fortuna in modo diverso. Io vorrei aggiungere un solo dato, perché gestisco anche un locale di ristorazione e un bar. Le possibilità di inserire le macchine da gioco, i distributori ti obbligano a mettere quel tipo di macchinetta, o vuoi quello o niente. Nel mio caso ho scelto niente, però è l'unica possibilità che ti danno, tranne un altro paio di alternative. Quindi è proprio capillare e voluta la distribuzione delle slot. Consigliera Cremaschi, un segnale forte arriva anche dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Tanto grazie a tutti per avermi invitato qui. Allora, sono un po' combattuta sul taglio da dare, nel senso che sono consigliere regionale da pochi mesi, ma sono neuropsichiatra infantile da tanti anni, e quindi adesso vedo su quale sedia mettermi, no? Ci sono poi altri colleghi che racconteranno altro. E dal punto di vista del Consiglio regionale devo dire che l'impegno nei confronti del gioco patologico in particolare, è di lunga durata, non nasce adesso in questi mesi. C'era già una proposta di legge nel mandato precedente che si è arenato come un po' tutte le proposte di legge che le regioni hanno provato a fare, perché in realtà le competenze delle regioni su questa materia sono molto limitate. Qui le competenze delle regioni stanno sulla prevenzione e sulla cura, poi vi racconteranno anche meglio. Allora, nel momento in cui abbiamo pensato cosa fare, come occuparci di questo tema, ci siamo confrontati col fatto che fare una proposta di legge che dicesse cerchiamo di prevenire e curiamo le persone che soffrono di una dipendenza da gioco ci suonava proprio male, cioè voleva dire andiamo avanti, continuiamo a dare veleni e poi curiamo le persone che abbiamo avvelenato noi stessi, no? Per cui diventava abbastanza contraddittoria questa cosa. D'altra parte tutte le regioni che hanno provato a inserire nelle leggi regionali anche la materia relativa al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo eccetera, si sono trovate poi contestate e hanno dovuto bloccare l'iter della legge. A questo punto la strada che abbiamo trovato è stata quella di fare una mozione che impegnasse la Giunta da un lato a pretendere che a livello del Ministero si faccia una legge sul contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e dall'altro invece ad assumere la campagna che si è molto diffusa con i sindaci, no? Sono tanti i sindaci che hanno aderito alla campagna per l'educazione e la prevenzione, insomma, ma non tanto in termini di prevenzione sanitaria, quanto proprio di costruzione di reti, di rapporti tra le persone che riuscissero a creare un movimento popolare e culturale di dissuasione nei confronti del gioco. Ecco, io personalmente credo che questa sia la cosa più importante che la politica può riuscire a fare. Credo che io faccio il medico, ma credo che non si possa fare il medico curando la malattia e basta. Uno può anche curare la malattia, è ovvio che questo poi deve fare il medico, ma se poi ci tocca assumere altri medici che curino
le persone che sono dipendenti, non per non assumere altri medici che saranno sicuramente necessari, ma non è sicuramente questa la strada, cioè continuiamo ad aumentare la forma di malattia per poi curarla. E quindi ci sembrava molto importante intervenire su questa prima parte. Ecco, la cosa che a me è piaciuta molto del movimento dei sindaci è stato che sono riusciti ad attivare la gente, la popolazione, perché boicottasse i bar che avevano quelle macchinette proprio, no? Per cui le richieste che mi sembravano molto carine erano assolutamente no, entro 500-800 metri, perché sono pochi 500-800 metri, sono più vicina alla vostra posizione, insomma. Però hanno detto nei luoghi sensibili, vicino alle scuole, vicino alle zone dove ci sono ragazzini, non devono esserci dei bar di questo tipo. E questa mi sembra già una buona azione. Non buona azione nel senso del fioretto, ma buona azione nel senso che è un'azione buona e positiva. La seconda azione che mi sembra molto interessante e che abbiamo inserito nella mozione in modo che la Regione si impegni ad attivare questa parte, che forse riusciremo anche a mettere nella legge, credo, è quella di costruire il simbolo del free slot, che nell'esperienza, io sono lombarda, in Lombardia per tante cose negative e qualcosa di positivo c'è, su questa cosa mi raccontano che veramente ha modificato la geografia della diffusione delle slot machine, cioè che i genitori, le mamme in particolare, non vanno più manco a bere il caffè neanche la sera alle 8 in un bar che non abbia il bollino verde free slot, no? Allora queste sono le azioni che secondo me diventano veramente la costruzione di un pensiero, di una cultura condivisa e che riesce a cambiare le cose che di fatto avvengono nella nostra vita e nelle situazioni in cui siamo. L'altro aspetto invece, cambio giacca dalla parte della neuropsichiatra infantile, lasciando poi alla collega tutto il discorso sulle dipendenze su cui non mi addentro, è che per quanto riguarda i bambini, e ci sono anche minorenni che sono coinvolti in queste cose, che io ho visto, ho tentato poi di dare una mano a ragazzini che avevano venduto tutti i gioielli di casa, che avevano fatto cose di questo tipo, perché ne abbiamo avuti, e anche con ragazzi piccolini, cioè parliamo di scuola media inferiore, non si chiama più così, insomma, comunque 13-14 anni, che erano riusciti a portare via tutti i gioielli della famiglia perché infilati in questo tipo di situazioni. Ecco, però una patologia emergente tra i bambini e i ragazzi, parlo di bambini e ragazzi, è quella della dipendenza da gioco e delle dipendenze da computer, da internet, eccetera, no? Per cui la cosa che mi interessa poi è riuscire a sostituire a un meccanismo che porta, a me interessano in particolare i ragazzi, ma poi ovviamente anche gli adulti, a chiudersi sempre di più in un meccanismo privato, personale, tra me e una macchina, in cui veramente si crea un meccanismo poi di dipendenza da cui è estremamente difficile uscire, e sostituire questo tipo di gioco, questo tipo di interesse, questo tipo di patologia in qualcosa che invece sia più socializzato, più condiviso e che abbia la dimensione del gioco. Quindi un altro aspetto della mozione è quello di incrementare l'educazione verso forme di gioco, di gratuità e di condivisione, di collaborazione con altri, in cui la dimensione del ludico, perché la ludopatia è proprio terribile come termine, perché la parte ludica è proprio la parte più gratuita e più piacevole della nostra vita, e invece lì diventa una droga, no? Quindi sostituire questo con una cultura invece del gioco come gratuità, come condivisione con gli altri. Mi fermerei per ora. Per un secondo giro. Dottoressa Coppola, riusciamo a tracciare il quadro della situazione in Friuli Venezia Giulia, cercando di capire lo stato di salute della nostra regione da questo punto di vista? Allora, intanto vi ringrazio molto, sono veramente contenta di poter parlare qui con voi per anche dare visibilità alle cose che si stanno facendo sul territorio, anche da parte di chi magari non ha la possibilità di venirla a raccontare. Diciamo che la nostra regione è una regione che da molto tempo è attenta a tutti gli aspetti della prevenzione, quindi storicamente c'è un'attenzione particolare, tant'è che ben prima che le norme nazionali cominciassero a nascere, il Friuli Venezia Giulia in realtà si era già attivato sia attraverso il Dipartimento delle Dipendenze, e qui c'è la collega che vi parlerà in modo più appropriato di questo, sia attraverso i dipartimenti di prevenzione, insomma attraverso quelli che sono gli organismi pubblici istituzionali che in qualche modo possono intervenire. E come è stato fatto? È stato fatto già negli anni scorsi, praticamente inserendo in quelli che sono i documenti della programmazione del servizio sanitario
l'attenzione anche per questo. Poi l'anno scorso siamo entrati proprio più nel merito, praticamente deliberando, la delibera diventa un atto formale che poi anche gli operatori del servizio sanitario, che un po' tutti devono seguire, è stato voluta una delibera che delineasse proprio il piano d'azione regionale contro le dipendenze. In questo senso anche il gioco è stato considerato una dipendenza proprio perché non si può scindere questo da tutto quello che è il resto, quindi dipendenza da sostanze legali e illegali, quindi dal fumo, le stupefacenti, le dipendenze da alcol, ma anche da videogioco, eccetera. Considerandolo in questo senso è stato anche quindi inserito in quelli che sono i cosiddetti livelli essenziali di assistenza, ovvero quei livelli che il servizio sanitario deve garantire gratuitamente ai propri cittadini e a tutti i cittadini. Quindi i servizi sono aperti, i servizi fanno prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione a tutti e senza oneri. Questo perché? Proprio perché il ruolo proattivo, il ruolo diciamo del servizio sanitario che viene verso la famiglia, verso di te, ovviamente aiuta. E il fatto che abbia aiutato è dimostrato molto chiaramente dai dati. Perché? Perché diciamo che senza entrare tanto nel particolare di quello che dice la delibera, però si è voluto che ogni azienda per i servizi sanitari, ovvero ogni dipartimento per le dipendenze, aprisse uno sportello, avesse un referente con nome e cognome, in modo tale, e si è creato un gruppo regionale di questi referenti che quindi da una parte potevano venire supportati anche dalla regione, dall'altra parte potevano aderire a quelle che erano le buone pratiche, magari le eccellenze messe in atto da un'azienda e quindi allargarle, dall'altra però venissero responsabilizzate l'azienda nei confronti di questo argomento. Quindi ci lavorano gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori, non solo i medici. Il passo successivo è l'emersione. Che cosa ha fatto? Ha fatto sì che ci sono zone della nostra regione dove gli accessi da un semestre all'altro sono aumentati del 200%, cioè il fatto di aver creato qualcosa dove andare ha fatto chiaramente emergere il fenomeno. Il fenomeno è un po' simile, credo, a quello di tutta Italia, cioè la classe d'età più rappresentata che viene ai servizi. Questo state attenti, non è che quelli che vengono ai servizi sono quelli che hanno più bisogno, spesso e volentieri, cioè, però poi magari ne parliamo meglio anche con loro. Comunque la classe d'età più rappresentata è la classe media ed è il sesso maschile, quindi tra i 35 e i 45 anni maschi. Però se andiamo in una fascia d'età superiore sono le donne ad essere più rappresentate. E questo è un altro fenomeno di cui parlavamo anche stamattina, perché le donne di età medio-anziana che magari hanno altre forme di disagio, di solitudine, di difficoltà, giocano questo. E quindi in questo senso il gioco va visto sia, ed è questo il motivo per cui noi l'abbiamo inserito nell'ambito di tutte le dipendenze, tanto perché spesso è correlato ad altre forme di dipendenza, cioè uno gioca, magari anche beve, d'altra parte ha un disagio spesso legato appunto alla solitudine e ad altri problemi che magari attraverso lo sportello del gioco possono emergere, cioè il fatto che uno si avvicini, poi racconta la sua storia e magari vengono fuori ben altri problemi di carattere sociale o anche sanitario, ma anche di salute mentale talvolta. Quindi è molto utile far sì che, per questo dico, sono molto contenta dell'iniziativa di oggi, perché più la cosa si sa, più le persone possono conoscere, quindi venendo a conoscenza anche aderire. In più il passo successivo che abbiamo fatto è proprio sono reduce stamattina con la mia collega da un bellissimo incontro e abbiamo coinvolto Federsanità ANCI, quindi tutti i comuni, perché i comuni sono un partner fondamentale in questa sfida, direi. Abbiamo coinvolto anche molte associazioni del volontariato del privato sociale, prima fra tutti Hauser ed Anteas, che sono due associazioni che lavorano con gli anziani. Considerate che anche l'anziano solo gioca. E adesso mi riallaccio a quello che ha detto la dottoressa Cremaschi. Una delle iniziative che abbiamo fatto con Hauser è quella di entrare nelle scuole in modo che gli anziani insegnino i vecchi giochi ai ragazzi. Questo cosa fa? Fa sì che ci sia un rapporto fra generazioni,
che gli anziani si sentano anche attivi e coinvolti, possano stare con i ragazzi e che i ragazzi del resto acquisiscano anche delle conoscenze divertenti di vecchi giochi, di movimento eccetera, che possono anche servire a questo. Altra è naturalmente anche Federconsumatori è coinvolta, perché c'è anche un grosso aspetto di cui io non parlo ovviamente, ma che è l'aspetto legale, che non è assolutamente da sottovalutare, perché la cura e la riabilitazione è una cosa, però è chiaro che ci sono poi tutti gli aspetti associati. E ancora due cose velocissime: abbiamo aderito anche a un progetto nazionale sul gioco d'azzardo promosso dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, che ci vede coinvolti, che quindi ci permette di scambiare anche con altre regioni italiane esperienze e anche dati epidemiologici e così via. E anche stiamo aderendo a un progetto di tipo invece internazionale con la Carinzia e con la Slovenia, speriamo di riuscirci, perché l'Austria, in particolare la Carinzia, ha un problema di gioco ai casinò, tra l'altro dove arrivano i nostri residenti, idem la Slovenia, però la modalità è molto diversa. Noi abbiamo una situazione polverizzata e poco controllata di slot. Loro invece hanno afflusso, molto anche affluenza italiana, affluenza di anziani italiani, triestini spesso, proprio goriziani, che vanno a giocare lì, bene, che però è più controllata da un punto di vista, diciamo, della localizzazione, no? E quindi è un po' differente. Comunque nel piano operativo che noi chiamiamo di dimensione internazionale di politica della salute abbiamo voluto anche inserire questo, perché pensiamo che sia un problema che tra noi che siamo una zona di confine vada sicuramente affrontata anche congiuntamente. Io mi fermerei qui però. Sì, no? Penso che ci sarà anche spazio per un secondo giro, magari di interventi un po' più contenuti per restare nei tempi e dare anche modo al pubblico in sala di poter intervenire. Assessore Famulari, il Comune di Trieste è impegnato in un lavoro integrato con l'azienda sanitaria e con gli altri soggetti istituzionali del territorio. Cosa ci può spiegare di cosa è stato occupando? Sì, ovviamente i sensori del territorio, no, sono gli assistenti sociali, il servizio sociale, che già da anni, come gli altri attori che si occupano di queste questioni, hanno riscontrato il problema della ludopatia come un problema emergente ed incrementale. Si è quindi deciso insieme all'azienda sanitaria, che condivide gli obiettivi sociosanitari della programmazione che è di carattere triennale, quindi quelli che arriveranno fino al 2015, di individuare uno specifico obiettivo che vede come suo oggetto le ludopatie e le nuove dipendenze, su cui lavorare insieme, perché è straordinariamente importante, è emerso già dagli interventi, che sul territorio, in particolar modo gli attori istituzionali, ma anche l'associazionismo e gli attori qualificati, lavorino insieme, mettono insieme le proprie risorse per rendere le azioni più efficaci possibili, azioni che sono ovviamente di riparazione per quanto riguarda l'aspetto dell'intervento del servizio sociale, ma anche ovviamente di prevenzione. Quindi è straordinariamente importante che ci siano occasioni come queste e che se ne trovino molte altre per la diffusione della cultura, dell'uso e della gestione del denaro in modo corretto, soprattutto da parte dei minori. Questo è un problema che ha un carattere più generale ovviamente, e ovviamente anche il recupero della dimensione, è stato in qualche modo accennato anche nell'intervento precedente, della dimensione ludica, che è una dimensione fondamentale per l'uomo, deprivata però degli aspetti compulsivi e patologici. È ovvio che questa dimensione vede la necessità di recuperare quelle che sono le problematiche dell'individuo, del disagio che molto spesso porta a rincorrere l'idea del gioco di questo tipo, soprattutto poi quando intervengono appunto elementi di compulsione come quelli dettati dalle slot e dal gioco online, e quindi il recupero della dimensione soprattutto aggregativa, cercando di dare delle alternative di risocializzazione alle persone. Questo è un ulteriore aspetto sul quale si lavora. Questo obiettivo vede delle azioni che si fanno congiuntamente a coloro che sono appunto gli specialisti del settore, e la creazione anche di un'agenzia delle interdipendenze, e soprattutto una grande attenzione ai fenomeni che si verificano sul territorio. Ecco, questa attenzione è sentita nella nostra città per il focus territoriale che posso avere io, al punto che i consiglieri comunali, sono in particolare un consigliere comunale
però poi è stato condiviso in sede di commissione, quindi la mozione è ancora in corso di elaborazione, ha proposto una mozione rispetto alla quale, perché ero presente io su delega del sindaco appunto in questa sede, il sindaco e l'amministrazione comunale intende già, lo ha già dichiarato, impegnarsi per l'adesione alla rete nazionale. E questo ritengo sia di fondamentale importanza sia da un punto di vista simbolico sia da un punto di vista della pressione che si può agire non solo sulla proposta ovviamente di legge, ma anche in generale sulla diffusione della cultura della prevenzione, che è una strada del tutto in salita in questo Paese per i nuovi problemi anche di natura economica che sono correlati, ma che va assolutamente seguita, perché non si è citato, però è un fenomeno ovviamente sommerso di cui non abbiamo elementi numerici, però molte delle persone che si ritrovano in questo circuito perverso poi ricorrono anche all'usura, quindi abbiamo fenomeni di criminalità organizzata da una parte nella gestione del gioco d'azzardo e dall'altra poi un ritorno anche di queste persone in mano alla criminalità anche spicciola che esiste purtroppo anche sui nostri territori. Quindi è una problematica davvero complessa che va presa in considerazione con una professionalizzazione sempre maggiore anche di coloro che si occupano di queste questioni, per cui gli operatori che si trovano oggi a dover affrontare casi sempre più complessi, la complessità e la caratteristica di questi tempi, quando parliamo di aumento di accessi ai servizi sociali, ai servizi sociosanitari, molto spesso è un aumento in parte numerico ma soprattutto legato agli aspetti della complessità, cioè le situazioni sono davvero complicate da intercettare, da gestire, da curare e da prevenire ovviamente. E quindi anche da questo punto di vista credo sia importante promuovere attraverso le norme regionali, con l'auspicio che appunto si possa avere una legge anche in questa legislatura regionale, per professionalizzare sempre più gli operatori che si trovano a contatto con questi problemi. Questa è un'esigenza che il territorio sente. Sono sicuramente contenta del fatto che ci sia una diffusione anche attraverso Federsanità e l'ANCI, di cui faccio parte come direttiva e come vicepresidente regionale, quindi mi impegnerò perché questo tema venga sviluppato, tema che peraltro è stato affrontato insomma, in molte occasioni, anche di cui sono stata testimone, perché capite bene come anche nei piccoli comuni dove l'unico luogo di aggregazione molto spesso è il bar, se nel bar ci sono le macchinette, capite bene insomma, la dimensione che può assumere il problema in questo tipo di realtà. Ecco, l'auspicio è quindi che le strade che si possono percorrere vengano percorse con obiettivi alti, ma intercettando anche gli obiettivi medi e medio-bassi sui quali siamo tutti concordi. Grazie e passo la parola alla dottoressa Balestra. Sì, la dottoressa Roberta Balestra magari ci potrà fornire dei numeri, ci potrà fare una riflessione dal suo punto di vista nel momento in cui appunto lei opera nel Dipartimento delle Dipendenze e quindi viene, penso, quotidianamente a contatto con questo tipo di problemi. Sì. Beh, intanto ringrazio anch'io gli organizzatori di questo evento per l'iniziativa. Ritengo che sia importantissimo parlare pubblicamente di questo problema e in questo senso capisco anche l'interesse specifico dei sindaci che è aumentato e delle amministrazioni locali in questo periodo, perché le persone, i cittadini non sanno spiegare il perché di questo dilagare e penso che il dilagare dei giochi e quindi della proposta è un'offerta capillare che ha cambiato faccia alle nostre città, che lascia sconcertati. I sindaci sono, voi sapete, l'autorità sanitaria e credo che giustamente si siano posti il problema di come salvaguardare, tutelare la cittadinanza che è affidata loro non avendo nessun potere di regolamentazione, cioè questa cosa è totalmente regolamentata dallo Stato e quindi si è posto questo problema e penso che questo particolare che è molto importante le persone non lo sanno e quindi ritengono
poi che ci siano delle responsabilità anche negli enti locali che invece non ci sono. È importante che noi riflettiamo su questo, perché il fatto che ci sia un'offerta capillare a bassa soglia in tutti i bar della città, oltre che quindi di luoghi più strutturati di gioco, ha indotto una sempre maggiore fetta di popolazione a giocare, e questo meccanismo di offerta che è prettamente di mercato poi ha un ruolo decisivo anche nel creare ammalamento nella popolazione. Il fatto che sia diffuso e ovunque la possibilità di giocare innesca delle abitudini e delle sperimentazioni anche laddove le persone non volevano fare del gioco una propria attività. E quindi ecco, parlare di questo è importante che come cittadini appoggiamo e quindi chiediamo che i nostri amministratori aderiscano a queste campagne che mirano appunto ad una tutela, ecco, dei cittadini e quindi a dei territori liberi da mafie, da criminalità organizzate, quindi in quel senso sono attenti quindi a rilanciare delle proprie responsabilità. Un anno e mezzo fa è appunto nata la campagna nazionale Mettiamoci in gioco, e quindi rispetto a questo direi che appunto sono contenta come operatore sanitario di vedere che gli amministratori qui rappresentati sono sempre più attenti e quindi anche orientati ad aderire a questo tipo di campagna. Rispetto a noi, la dipendenza da gioco d'azzardo, ludopatia, come aveva introdotto la nostra giornalista coordinatrice, è una vera e propria patologia da dipendenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità già negli anni '80 l'aveva dichiarata tale, per cui l'Italia è in grandissimo ritardo rispetto a questo. Quindi parliamo di una patologia da dipendenza che ha dei sintomi e che ha delle problematiche diciamo affini, sovrapponibili a quelli da sostanze. Sembra incredibile, ma è così. Una persona che ha una patologia da dipendenza ha una sintomatologia compulsiva, sta male se non gioca, va in ansia se viene privata dal gioco, quindi ha dei sintomi di astinenza, come se a un fumatore si toglie la sigaretta e così via. Quindi è una patologia, c'è una sintomatologia da curare. Si può curare con dei farmaci, si può curare con la psicoterapia, si può curare con una psicoterapia di gruppo che viene poi anche raccolta e sostenuta dalle associazioni in integrazione con noi, però ecco, si tratta di una patologia. Rispetto a questo siamo in attesa anche di delle indicazioni nazionali rispetto a questo, perché la dottoressa Coppola parlava di LEA e noi siamo un po' ancora in attesa di alcune definizioni a livello nazionale che poi devono essere integrate, come lei ha detto, a livello regionale, perché attualmente i servizi non hanno delle indicazioni precise. Voi sapete che i livelli essenziali di assistenza sono quegli interventi che in tutto il territorio nazionale devono essere garantiti di diritto e quindi gratuiti ai giocatori, ai soggetti con dipendenza o con altre patologie. Questa nuova patologia quindi ha bisogno di avere delineato qual è il percorso di cura che deve essere garantito dagli operatori. Nella nostra regione in realtà c'è stata un'assunzione, come diceva la dottoressa Coppola, da un po' di tempo di questo problema, non si è voluto e potuto aspettare altro tempo, quindi da alcuni anni ci sono dei servizi che offrono la cura, chiaramente un po' in sordina, perché voi capite che se noi facessimo ampia pubblicità, e lo dico anche con un po' di imbarazzo, nel senso che il mio lavoro dovrebbe essere quello di promuovere il servizio e quindi di promuovere le occasioni di cura. Se noi facessimo oggi una ampia
promozione del nostro servizio soccomberemmo perché non ci sono risorse dedicate a questo, e quindi aspettiamo che anche in questo senso la legge nazionale dica qualcosa rispetto all'istituzione di un fondo specifico, fondo che dovrebbe essere ricavato da un 1% che di tutti quei soldi, chi mi aveva preceduto ha fatto un po', ha dato conto, l'1% di tutto il fatturato si chiede sia dedicato